nostro responsabile nazionale comunicazione di Progress, Paolo Piras. Grazie. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Buona parte di voi la conosco già. Io non ho delle slide, non ho fatto in tempo a prepararle, ma in realtà le slide che vi avrei proiettato le avete già viste arrivando qua, perché io vi parlerò di Arborea, quindi attraversando il territorio avete già visto quello di cui vi devo parlare. Arborea, il paese, i campi, le aziende agricole, Sena Rubbia, questo fantastico stagno che è un'oasi naturale che si trova ad appena 180 metri da dove la Sara sta, appunto, come diceva prima Ilaria, dove tu andare. Io sono appunto il responsabile nazionale di comunicazione di Progress e portavoce, ma sono prima di tutto un cittadino sardo, sono un cittadino di Arborea e da cittadino di Arborea faccio parte del comitato civico No al progetto Eleonora. Penso che buona parte di voi sappia già che cos'è il progetto Eleonora, ma se qualcuno non è ancora informato lo spiego molto rapidamente. È un progetto presentato dalla Saras, l'azienda dei fratelli Moratti, per estrarre idrocarburi gassosi, in particolar modo metano, da un giacimento che pare essere presente sotto il terreno di Arborea, sotto questo stagno che trovate qua davanti. Noi da cittadini ci siamo informati, abbiamo trovato per caso questo progetto, abbiamo cominciato a rovistare un po' su internet, ci siamo incuriositi, ci siamo domandati: ma perché la Saras vuole venire ad Arborea? Cosa sta succedendo? Perché vogliono trivellare? È sicuro una trivellazione in mezzo ai campi agricoli a pochi metri dalle case dove abitano dei bambini in età prescolare? Allora ci siamo informati, abbiamo cominciato a fare rete, a costruire una rete di comunicazione su internet tra qualche ragazzo di Arborea, ci siamo posti delle domande e ci siamo fatti una domanda fondamentale. La domanda fondamentale è compatibile il progetto Eleonora, la trivellazione con Arborea, con quello che rappresenta Arborea? Perché noi ci siamo chiesti chi siamo e cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare, cioè che cos'è Arborea, cosa rappresenta. Arborea, lo sapete, se io dico Arborea in questa sala il 100% delle persone pensano una sola cosa: al latte. Arborea vive di allevamento e di agricoltura. Arborea non solo vive ma produce ricchezza, cioè noi abbiamo investito in quel tipo di economia e vogliamo continuare a farlo in un determinato modo, scegliendo noi il nostro sviluppo, cioè vogliamo decidere noi come sviluppare la nostra terra. Questo è il punto fondamentale: capire cosa fare del nostro futuro e con quali mezzi. Quindi è compatibile un progetto di estrazione di metano, installare un pozzo che va in profondità per 3 km e che non si sa bene cosa va a scavare, quante falde acquifere va ad attraversare? È compatibile tutto questo con un'attività agricola? Secondo noi no. Secondo noi non è compatibile, e non è compatibile con il nostro modello di sviluppo, con l'idea di futuro della Sardegna che abbiamo in testa. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito più volte che non è questo il modello di sviluppo che vogliamo. L'abbiamo detto prima da soli, l'abbiamo detto come ragazzi, come cittadini, abbiamo convocato delle assemblee, abbiamo incominciato a costruire un piccolo gruppo di persone e a fare un lavoro di informazione, di comunicazione con tutti i cittadini di Arborea e i cittadini della provincia di Ristano. Pian piano si è creato un movimento, quello che è un movimento di opinione, un movimento che ha costruito una piccola coscienza civica che ha preso passo ad Arborea e ha coinvolto prima sempre un numero più alto di persone, poi tutte le cooperative che lavorano ad Arborea, poi tutte le amministrazioni. E incredibilmente nell'arco di 1 anno e mezzo, da un piccolo gruppo di persone che si opponevano a questo progetto, tutta la comunità di Arborea ha dimostrato e ha gridato il proprio no. Alla comunità di Arborea si sono poi aggiunte tutte le altre comunità del circondario, perché hanno capito che non esiste un muro invisibile che separa i comuni di Arborea dai comuni limitrofi, non esiste un muro invisibile che separa il territorio dalla Sardegna. La Sardegna è una cosa sola, la Sardegna è un'isola al centro del Mediterraneo e quindi difendere Arborea vuol dire difendere tutta la Sardegna.
va tutelato il nostro territorio in quanto tale. Vi voglio fare un appello. Vi invito, se possibile, a prendere un giorno di ferie o comunque a spostare i vostri impegni il giorno 13 aprile. Sabato 13 aprile sarà una data molto importante. Sarà una data importante perché per la prima volta la Saras verrà ad Arborea a presentare il proprio progetto di estrazione di metano. Verrà per la prima volta per un motivo ben preciso. Verrà per la prima volta perché è stata costretta a venire ad Arborea a presentare il progetto Eleonora. È stata costretta dal movimento di opinione che si è creato, è stata costretta dalle richieste pressanti dei cittadini, dei partiti e di tutte le associazioni che hanno appoggiato questa battaglia, per cui la Regione Sardegna ha imposto alla Saras di effettuare una valutazione di impatto ambientale su questo progetto, di fatto bloccando il progetto principale della Saras, che era quello di inserire una trivella all'interno dello stagno di Sanarrubia già a giugno 2012. Quindi se non ci fosse stato questo grande movimento di opinione, di creazione di coscienza civica, oggi ci troveremmo già con una bella trivella fumante a fianco ai fenicotteri. Quindi vi invito tutti quanti ad essere presenti il 13 aprile per manifestare in questa assemblea pubblica in maniera civile e democratica per esprimere il proprio no a questo progetto folle. Io taglio corto perché penso che sia più importante, più che continuare a parlare di queste cose, a partecipare e dimostrare proprio il proprio no marciando, ricordando Gandhi, dopo facendo questa lunga passeggiata lungo, cioè lunga mica tanto, questa passeggiata lungo le coste di Sanarrubia. Volevo ribadire semplicemente una cosa, il fatto che noi ci dobbiamo porre il problema del modello di sviluppo che vogliamo adottare, cioè che tipo di modello vogliamo per il nostro futuro. Vogliamo continuare a puntare su qualcosa che c'è già, su cui abbiamo investito, qualcosa che è stato scelto, in qualche modo è deciso dai sardi, perché anche le persone di Arborea sono sardi, sono abitanti dell'isola di Sardegna, oppure vogliamo continuare a basarci su un modello di sviluppo esterno che viene imposto da persone che non hanno nulla a che fare col territorio e che non conoscono la realtà che c'è in questo territorio. Questa è la domanda fondamentale, penso che la risposta sia abbastanza ovvia. Grazie. Grazie Paolo, grazie.